Oggi si presenta la terza edizione del premio Città di Aragona. Tanti illustri aragonesi presenti nel mondo riceveranno il giusto riconoscimento per l'attività che hanno fatto e per la loro azione sociale all'estero. Sì, oggi siamo alla terza edizione del premio Città di Aragona, un premio dedicato a tutte persone che nel mondo si sono distinte e che sono comunque di origine aragonese. Noi di questo siamo orgogliosi, ma principalmente ci teniamo a fare questo premio perché vogliamo che non si allontanano dal territorio, quindi vogliamo che rimanere in contatto con queste persone perché è un fatto importante, è un fatto culturale importante di tramandare alle future generazioni le esperienze di queste persone, è un fatto importante perché queste persone, figli di famiglie che sono state costretti ad emigrare dopo la chiusura delle miniere di zolfo, hanno avuto il coraggio, la forza, la volontà e l'intelligenza di scommettersi e oggi sono illustre personalità come Cecchi Latino, che è un importante manager di FedEx, si occupa del reparto aerospaziale, trasporti in tutto il mondo, del professore Conti, che è stato già rettore dell'Università di Monza e docente universitario, di Renzo Bellanca, che è uno scenografo e docente all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, del maggiore Buscemi, pilota aeronautico e collaudatore di aerei militari, di Tony Gazziano, che ha un grandissimo showroom al centro di Londra e che ha avuto anche l'onore di essere il calzolaio personale di Re Carlo. Quindi a seguire il prossimo anno ci saranno altre e tante illustre persone che saranno premiate, perché Aragona è un paese che ha avuto tanta emigrazione, però siamo orgogliosi, felici e contenti che i nostri compaesani che sono stati costretti ad emigrare comunque hanno lavorato con grande dedizione, sono riusciti a fare studiare i figli e i figli ci stanno dando soddisfazioni. Quindi io come sindaco di Aragona mi sento di essere il referente di queste persone e siamo contenti di questo, ma sicuramente continueremo con le altre edizioni perché è importantissimo tenere stretti i legami con i propri compaesani che si trovano fuori dalla terra natia. Presidente, ricordiamo quando sarà l'evento e dove sarà? L'evento sarà stasera alle 19:30 presso la Chiesa Madre di Aragona.